E Dio solo sa quanto avrei voluto le mani di Roy Buchanan con questo pezzo spettacolare di Sweet Dreams. Purtroppo le belle notizie o la bella musica fanno da contraltare anche, come abbiamo sentito anche dalle parole di Luciano Bresciani, a una sanità che fatica a migliorare, a crescere in quella che dovrebbe essere una sanità dinamica. In Lombardia, come abbiamo sempre detto, c'è già una buona sanità che non costringe nessun lombardo a dover emigrare per curarsi, anzi siamo molto legati tra l'altro nelle nostre strutture ospedaliere anche, come dire, territoriali, di provincia, ai bergamaschi, quindi ai varesini. Il problema è che il declino della sanità, l'assalto alla sanità ormai è partito già dal governo Monti, andrà avanti, sta andando avanti con Renzi, tutto naturalmente sulle spalle e sulla salute dei cittadini, però naturalmente almeno l'assalto alla salute ben si mette al fianco del rigore e della fedeltà verso l'euro, perché di questo bisogna parlare. Loro chiedono e noi facciamo naturalmente, poi chiederemo naturalmente ai cittadini dai piani di rientro, chiederemo i ticket sempre più alti, andremo magari verso una sanità sempre più privata e quindi bisogna iniziare ad avere i portafogli gonfi e non li abbiamo più. Fra pochissimo avremo con noi in diretta, come vi ho anticipato prima, l'assessore regionale all'ambiente, perché con lei vi anticipo un attimo quello che sarà un po' la base di questa breve discussione, perché ormai comunque non abbiamo più di 5-6 minuti, ed è legata naturalmente al problema ambientale. Voi sapete tutti che oggi la sensibilità è cresciuta molto nei cittadini. Nessuno è sicuramente, almeno da parte mia, credo anche lo stesso assessore regionale all'ambiente Claudia Terzi, nessuno è un talebano dell'ambientalismo, però è chiaro che salvaguardare l'ambiente, la sua difesa e tutela, ma anche il suo sviluppo, la sua crescita, una buona crescita, possa aiutare sicuramente anche la salute. Mi era arrivata una lettera tempo fa che mi chiedeva appunto di parlare di questo tema dell'ambiente e mi faceva una domanda molto simpatica che voglio recuperare. Insomma, sostanzialmente diceva: ci stiamo impegnando, insomma, in tutti questi anni a cercare addirittura di leggere quale fosse la mente di Dio, il primo atomo della materia, e alla fine invece non ci preoccupiamo di quello che sarebbe più urgente, che non è certo solo la salute, il miglioramento della tecnologia, ma anche per esempio ai tipi di combustibili usati dai mezzi di trasporto, che sono ancora sostanzialmente vecchi di 100 anni fa, dove non si è fatto un passo in avanti. Vuoi naturalmente per i potentati economici che sicuramente hanno tutto l'interesse a mantenere lo status quo, vuoi anche perché magari c'era allora meno sensibilità, oggi è cresciuta molto. Bisogna dare atto per esempio a Regione Lombardia, che sicuramente è una goccia nel mare, però sta andando in una direzione ben precisa. Per esempio, per chi rottama un veicolo inquinante per passare a uno più ecologico non pagherà il bollo per 3 anni. Adesso si sta discutendo naturalmente anche sui diesel Euro 3, l'allargamento dei blocchi, ci sono dei piani, c'è un piano regionale sulla qualità dell'aria, ci sono diversi strumenti anche legislativi che Regione Lombardia sta portando avanti proprio per migliorare l'ambiente in cui viviamo. Adesso non so se l'assessore è con noi, no, ancora, perché dovete capire che sappiamo che si sta spostando verso un convegno e aveva tra l'altro altre interviste con alcuni giornali per parlare del tema dell'amianto, ma anche naturalmente degli inceneritori. Voi sapete che il governo Renzi, tra le tante cose, tra le tante brutte cose che sta facendo, c'è anche nello Sblocca Italia questo benedetto articolo 35 che sostanzialmente porta alla massima capacità termica i termovalorizzatori sul suolo italiano. Ma dove sono? Naturalmente se non in Emilia Romagna, in Regione Lombardia. Comunque con noi adesso Claudia Terzi. Non è ancora con noi, no, niente, la linea non va. Prendiamolo intanto un ascoltatore. Prego, buongiorno. Buongiorno, Ciao. mi scusi, buongiorno, sono Mario. No, di cosa si deve scusare, anzi, prego. Volevo chiedere, proprio per quanto riguarda l'ecologia, quelle Sì. cose lì, no? Sapevo che esistevano i filtri che li vendevano non so, non è una pubblicità, della Pirelli Re o qualcosa del genere, specialmente per gli autocarri che erano Euro 0, Euro 1, eccetera, per farli diventare Euro 3 oppure Euro 4 e inquinano meno. Sì. Ecco, c'era la Regione Lombardia che stanziava dei finanziamenti per fare È proprio così, ha queste ragione. modifiche, ma però non le fanno più.
Cioè, questo è un peccato veramente, perché per esempio io, vabbè che adesso dovremmo chiudere perché di lavoro non ce n'è più, comunque ho 2 autocarri che comunque sono euro 2, con una spesa che non è esagerata, visto che facciamo al massimo 40-50 mila chilometri all'anno, non è che ne facciamo tanti, cambiare un camion non si può, primo perché non c'è il lavoro, secondo per i costi non rende, quei filtri lì, se la regione facesse ancora questi finanziamenti, queste cose, sarebbe una valida soluzione per l'inquinamento. Grazie, ascolto per E radio, sa che invece io adesso le do una buona notizia, perché questo progetto di cui lei mi ha accennato prima l'ha portato avanti proprio l'assessore Terzi insieme anche con Commercio Lombardia, e sono stati stanziati ben 10 milioni di euro a fondo perduto, sono destinati proprio alle imprese lombarde che acquisteranno e installeranno dispositivi FAP sui propri veicoli diesel Euro 2 e anche diesel Euro 3. Quindi le do una buona notizia, e quindi il bando tra l'altro è aperto, e se non sbaglio chiuderà a fine aprile, però magari adesso ce lo dice anche l'assessore Claudia Terzi, che è in linea con noi. Intanto grazie assessore, so che sei sempre super impegnata e quindi che ci dedichi questi 10 minuti prima di partecipare a un convegno anche oggi. Sì, grazie Simone, grazie a tutti e buona giornata a tutti, in attesa della fantastica giornata che ci aspetta tra pochi giorni oramai. Certo. Sabato prossimo ci dobbiamo trovare tutti a Roma a partire dalle 3 per questa grande manifestazione che ci permetterà di cambiare un po' le sorti del paese, ma anche le nostre, soprattutto le nostre. È vero. Tra l'altro, guarda Claudia, mi regali un assist straordinario, perché così ricordo il numero amico, che è lo 0266 234 234, 0266 234 234, chiamate così vi potete organizzare proprio per sabato prossimo per venire giù a Roma, insomma, e scaldare un attimo i muscoli, dare un bel segnale al anche governo perché Renzi. mi dicono, Simone, scusa se ti interrompo, che i pullman sono pressoché quasi esauriti, ma ne stanno organizzando altri, i treni altrettanto, ed oramai bisogna insomma un po' decidersi, insomma chi ha ancora dei dubbi deve assolutamente decidersi e prenotare il posto e farsi questa gita a Roma, che sarà una delle gite più intelligenti che possiate mai fare a Roma, perché si va a Roma per manifestare contro Renzi e veramente per far capire al mondo che non possiamo più sopportarlo, che se ne deve andare. Faccio il pettegolo, tu come vai giù? Io nel treno con i militanti. Ecco, bene. Ovviamente. Senti, prima tra l'altro mi ha telefonato insomma in diretta un radioascoltatore che diceva peccato perché Regione Lombardia quest'anno non ha riattivato l'installazione dei filtri antiparticolato. Gli ho annunciato invece che il bando, proprio su volontà dell'assessore Terzi, è aperto, 10 milioni di euro a fondo perduto destinati proprio alle imprese lombarde che acquistano e installano i dispositivi FAP sui diesel Euro 2 Euro 3. Questo per dirti che c'è questa forte sensibilità dei radioascoltatori, ma dei cittadini in generale, proprio del tema dell'ambiente, la tutela dell'ambiente, che va anche a tutelare la salute. Che cosa sta facendo Regione Lombardia oltre a questa bella iniziativa? Quello che secondo me dobbiamo sempre ricordare è proprio questa necessaria relazione tra l'ambiente e la salute. Tutti i provvedimenti che Regione Lombardia assume per tutelare il proprio ambiente li assume direttamente e indirettamente per tutelare la salute dei suoi cittadini. Stiamo facendo molto, ci stiamo muovendo, e a giorni, non so se l'hai già anticipato anche tu, a giorni, entro pochissime settimane dovremo approntare il regolamento per l'autosmaltimento dell'amianto, per le piccole quantità d'amianto, così che rendiamo molto più semplice la vita e la modalità di smaltimento di quelle piccole quantità di amianto che abbiamo in casa, che tipicamente abbiamo in casa. L'abbiamo fatto proprio per favorirne lo smaltimento, per contenere i costi, quindi per fare in modo che chiunque di noi ce l'ha possa attivarsi e quindi intervenire in questo senso. Stiamo facendo molto, sai che stiamo lottando strenuamente contro il governo, per esempio, per evitare che il famoso articolo 35 dello sblocca Italia e quindi diventi una realtà, e che dall'obbligo teorico si passi all'obbligo concreto di accettare i rifiuti da fuori regione. Certo. Sai che Regione Lombardia ha sempre, almeno da quando c'è il presidente Maroni e da quando c'è la sottoscritta, ha sempre chiuso le porte a chiunque ci chiedesse di smaltire i propri rifiuti, perché abbiamo lavorato nel tempo per diventare autosufficienti e pretenderemo come minimo che lo facessero anche le altre regioni. Quindi in questo senso stiamo facendo veramente, veramente molto. Abbiamo per esempio nel piano rifiuti previsto a maggiore, che abbiamo approvato qualche mese fa,
abbiamo aumentato di molto le tutele per tutta una serie di impianti come le discariche, per esempio dell'amianto. Adesso prima dovevano stare a una distanza minima di 200 metri dal centro abitato, adesso come minimo sono 500 metri, quindi più che raddoppiate le distanze. E per esempio abbiamo detto che in tutti i terreni agricoli, un po' in coerenza con la legge sul consumo di suolo, in tutti i terreni agricoli non si potranno realizzare questo tipo di impianti. Quindi direi che ci stiamo muovendo in maniera coerente ma soprattutto convinta per evitare un po' gli errori del passato che ci sono stati, probabilmente anche perché la sensibilità ambientale, l'attenzione per il nostro ambiente non era così forte, ma anche adesso io e il Presidente Maroni condividiamo invece fortemente, quindi vogliamo assolutamente fare in modo di riparare un po' i danni del passato, ma soprattutto di preparare una Lombardia migliore per i nostri cittadini. Anche perché poi comunque i costi del fare sono sicuramente inferiori ai costi del non fare, come si dice, giusto? Quindi conviene intervenire. Sì. L'attività anche di prevenzione costa molto meno che un'attività di intervento di emergenza, e il dissesto, tutto il discorso sul dissesto idrogeologico ce lo dimostra, insomma, l'hanno visto i nostri cittadini. Fare delle opere e dare la possibilità ai nostri sindaci più che altro di fare delle opere di prevenzione vuol dire risparmiare tanti soldi dopo, quando invece queste opere non sono fatte e ti capitano 10 giorni di pioggia come è stata quest'estate o quell'inizio di quest'inverno. Sicuramente poi la ricerca scientifica, la tecnologia che sta crescendo naturalmente in modo vertiginoso potrà dare una mano sicuramente all'ambiente e anche sicuramente alla politica nel poi legiferare, insomma. Assolutamente sì, sai, adesso si fanno veramente tanti passi avanti, poi sapete che il Presidente Maroni ha dichiarato da subito che voleva quasi raddoppiare gli investimenti nella ricerca e in tutto ciò che fa appunto innovazione tecnologica, e in questo senso stiamo andando, insomma si sta investendo molto sui giovani, su tutti coloro che decidono appunto di fare innovazione a 360 gradi, ovviamente in queste innovazioni ci stanno anche e soprattutto quelle ambientali, poiché il loro valore è indiscutibile dal punto di vista morale, se così vogliamo dire, ma anche economico, quindi bisogna investire anche in quelle. Bisogna avere anche tanto coraggio a fare l'assessore all'ambiente in Regione Lombardia, perché comunque atti legislativi che spesso vanno magari contro gli interessi, insomma, di questi anche potentati, insomma non è un terreno molto delicato, diciamo così, insomma, quindi non è facile. Io sai che ogni tanto non so se ci vuole coraggio, ci vuole incoscienza. Temo che sia più incoscienza che coraggio, ma a parte quello, anche perché sai, ma tu da avvocato sei poco incosciente, dai, insomma, sei molto pragmatica, diciamo così. Sì, insomma, Simone, non lo so, i 4 anni da sindaco e i 2 attuali di assessore regionale non confortano questa tua tesi. Comunque, a parte quello, ti dico che comunque è troppo facile fare l'amministratore in tempi semplici, dove ci sono i soldi, dove bisogna solo decidere dove metterli. Ci vuole gente coraggiosa, probabilmente o incosciente, per farlo quando non ci sono i soldi e quando bisogna prendere decisioni scomode. Ma ci siamo per quello, lo facciamo, tutto quello che facciamo lo facciamo convintamente per il bene dei lombardi, della nostra terra, e se ci costano delle critiche siamo lì, ce le prendiamo. ci metti la faccia, insomma, questo è un segno di responsabilità e trasparenza. Grazie Assessore per la tua disponibilità. Simone. Allora buon lavoro, sabato. Buon convegno, ci vediamo sabato insieme a tantissimi altri, insomma, leghisti. Perfetto. Saremo a migliaia sicuramente. Il doppio di Piazza Duomo, speriamo, dai. Assolutamente, ma anche il triplo, direi. 0266 234 234, ricordatevi questo numero, è il numero amico per chiamare, per organizzarvi, per venire giù a Roma. Ringrazio ancora Claudia Terzi, assessore regionale all'ambiente, e noi ci sentiamo naturalmente settimana prossima, l'avremo ancora con noi perché questo è un tema che a me piace molto, l'ambiente e la salute, e che lei sicuramente sarà ancora disponibile, e la ringraziamo ancora per la sua disponibilità. A settimana prossima con una mela al giorno. Ciao!